Bella raga, vi do il benvenuto e bentornati a tutti quanti. Vi chiedo una piccola cosa prima di iniziare il video, che è quella appunto di iscriversi al canale per chi non l'avesse ancora fatto, e ovviamente per chi si fosse perso il primo episodio di questo lunghissimo viaggio c'è la i qui in alto a destra col link del video. Bene, iniziamo questo episodio con raccontarvi che appunto ci siamo svegliati, abbiamo fatto colazione in quel bed and breakfast. Partiamo con la prima clip, che appunto vi spiego per quale motivo abbiamo deciso di fare 2 giorni al posto di 3. Dovevamo aver fatto 3 giorni, invece ne faremo solo 2 per questione più che altro di tempo atmosferico, perché domani qua chiamano il disastro, quindi faremo tutta una tirata. Ma c'è la scuola guida anche qua? Oh, bella. Yeah. Bene, e dopo appunto l'autoscuola che c'è anche in montagna, che non immaginavo potesse esserci la riva del Garda sinceramente, abbiamo impostato il navigatore appunto per il passo. Buono, adesso si inizia comunque. Bene signori, non è il bondone, però facciamo una strada tra virgolette vecchia. Ovviamente con la macchina davanti. Ma porca puttana. Grazie. Ringraziamo che la macchina appunto si è spostata. Adesso vi lascio un time lapse perché secondo me meritava lasciare la strada appunto per intero. Io vi lascio sopra pressione appunto il minuto del time lapse quando finisce, anche se secondo me merita guardarlo tutto dall'inizio alla fine. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.
pausa fottina dove per l'appunto il panorama era questo qui che avete sovraimpressione. Siamo ripartiti nel quale la strada, come dire, diventava appunto tutt'uno appunto con la foresta, nel quale ci ha fatto praticamente lasciate passare il termine, uscire nell'altra facciata del monte, dove per l'appunto la strada era così. Percorsi un'altra decina di chilometri e ci siamo ritrovati praticamente davanti a un trattore. E anche qua i trattori! Superato il trattore, ci siamo avventurati su una strada dove pensavamo ci portasse su sul monte. Dove siamo finiti? Ah sì, e qui la nasse. Ok, Monte Mondone va a farselo mettere in culo. Penso che per l'appunto non servono spiegazioni. Abbiamo appunto deciso di scendere. Bello. Fego, sì, hai roba. Dove? Qua? Dopo altre foto fatte abbiamo impostato il navigatore per andare verso Riva del Garda. Lasciando stare il discorso lì del Monte Mondone, che appunto volevamo andare in alto, però per il restante tanta roba, cioè tutte le strade che abbiamo fatto meritano. Oi, do kropo staggad. Ma porca puttana, 20 all'ora. Però bello. Bello cazzo. Devono iniziare a costeggiare tutto il lago in teoria. Infatti, come nel primo episodio, farò un time lapse nella parte stavolta opposta del Garda. I don't wanna see you, I don't wanna hear you tonight, I don't wanna fight you, you don't wanna know if I feel alright, I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine, I'll be waiting for a sign to light up, yeah, and your heart is out of sight, I just wanna feel mine. Wanna make sure you're right. I'm gonna be the one for another one. Maybe then you'll know that I was never one. I'm gonna be the one for another one. Bellissimo cazzo. I don't wanna feel you tonight. Got me.
sink. I don't wanna just forget you, but I wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. Hey you, I could become the one for another one. Hey you, maybe then you'll know that I was never one. I'm gonna be the one for another one. Maybe then you'll know that I was never one. I'm gonna be the one for another one. I don't wanna fear you tonight. Got me. Got me. Yeah, me got me, got me. Can I hear you? Got me. I don't wanna see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel alright. Questa salita che avete appena visto, che abbiamo preso, porta praticamente sulla terrazza del Brivido. Non ve la faccio vedere per il semplice motivo che abbiamo trovato traffico e su traffico ancora, sia all'andata sia al ritorno. E al ritorno abbiamo trovato addirittura un camion che ce la siamo portati fin giù praticamente. Abbiamo ovviamente fatto rifornimento e ci siamo ritrovati a Sirmione. Come potete vedere sembrava di essere in spiaggia, neanche in montagna. Da lì abbiamo preso praticamente la strada del ritorno, appunto prendendo le tangenziali e via dicendo. E dopo un bel po' di chilometri ci siamo ritrovati anche a Verona. Ovviamente noi siamo scappati via appunto dal Garda per non prendere la pioggia, ma come ben vedete sopra di me, diciamo che il tempo non era dei migliori. Infatti qualche minuto dopo è successo praticamente questo. Vi lascio la clip perché non c'è bisogno di spiegazione. Grandine. Ali là, eccoli. Grandine. Poi due cross. Sì, infatti. Dobbiamo Dovrebbe esserci un distributore. Veloce. Dai cazzo.
No, 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 no. Oi, do crop. Ai, coidia! E che dire raga, finire il viaggio nel migliore dei modi l'abbiamo fatto solamente noi. E la cosa che fa più ridere è che siamo andati via appunto dal Garda per evitare tutto sto casino qua e ce lo siamo ritrovati a 10 minuti da casa. Scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate appunto di questo viaggio. Vi ricordo per l'appunto anche di iscrivervi al canale per chi non l'avesse ancora fatto. Condividete appunto il video con i vostri amici per chi vuole e noi ci vediamo la prossima domenica con un nuovo episodio, un nuovo video. Ciao! Fearless.